Non è un tatuaggio e non è una scritta a penna. La parola Maria, comparsa su un braccio di Suor Giuseppina dopo la sua morte, è un fenomeno avvolto nel mistero. La religiosa, al secolo Celsa Manzone, si è spenta a Bassano nel convento di Sant'Anna all'età di 97 anni, il 13 maggio alle 15, stessa data dell'apparizione di Fatima. Sulla vicenda la Chiesa mantiene il massimo riserbo. È stato respinto da Mirano, Padova e Monastier perché troppo grasso. Da mesi un quarantenne di Oriago di Mira, che pesa 132 kg, sta cercando di fare una risonanza magnetica alla schiena, ma il problema è sempre lo stesso: non riesce ad entrare nel macchinario. A questo punto l'uomo chiede se esistano e dove si trovino in Veneto strutture adatte agli obesi. Salvata in extremis a Susegana una ragazzina anoressica, 29 kg per 1,60 m. È solo uno dei casi seguiti dall'ambulatorio sui disturbi alimentari dell'ULSS 7 Pieve di Soligo. Nel 2013 i pazienti sono stati ben 73, di questi 5 maschi. L'età va dai 15 ai 25 anni, ma ci sono anche bambini di 10-11 anni. I disturbi alimentari sono la prima causa di morte per malattia nelle giovani donne. Blitz degli animalisti a Villanova di Campo San Piero con l'obiettivo di salvare il maialino messo in palio da una lotteria e mai ritirato. Secondo i 100% animalisti, il maialino sarebbe stato presto sacrificato, magari per festeggiare il passaggio della 1000 miglia. Non sappiamo chi abbia messo in giro queste voci, replicano Comune e Proloco. Diatriba a parte, speriamo che il maialino sia davvero salvo.